Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti il commendatore veneziano. Siamo a Città del Messico, all'autodromo Hermanos Rodriguez e siamo sesti in griglia. Il tempo previsto si parte con nuvoloso per poi andare a Corso Reno. Speriamo di fare una buona gara. Abbiamo 6 punti di vantaggio su Hamilton. Stiamo calmi, stiamo tranquilli. Il mondiale in questo momento è nelle nostre mani. Vai ragazzi, la sfida con Hamilton, con Button e con Rosberg. Andiamo, Gran Premio del Mexicus. Vai! Mexico! Dobbiamo stare molto attenti che la partenza qua in Messico è pericolosissima. Come si vota, la rischia. Mamma le Mercedes se ne vanno. Eccoci qua, le due Mercedes sono prime e seconde e noi siamo terzi, signori, che mondiale. Il Cume ci prova. Forse va lungo il Cume. E torniamo terzi. Mamma mia, sono così i primi giri in Messico. Vai lungo, un po' come nell'ultimo Gran Premio, con Rosberg e Verstappen per campi. Hamilton è secondo. Ecco, ma non guardare la classifica mentre fai una curva del genere, Cume. Mamma mia, sto sbagliando tutto. Calma, torniamo in sé. Torniamo in condizioni normali, grazie, ok. Siamo terzi con Gigi davanti, Gigi secondo. Non è prevista pioggia, molte nuvole adesso, ma poi è previsto sole. Hamilton se ne sta andando ragazzi, la cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Le Mercedes di Messico sono velocissime, non c'è niente da fare. Dai che possiamo recuperare. Anche Rosberg non ha perso le speranze di vincere. Le McLaren sembrano più dietro in questa gara. Le McLaren sono quinte e seste. Quinto e sesto posto per le McLaren. È un mondiale ad alta tensione, la Ferrari non vince niente dal 2007, Kimi Raikkonen. Niente, non riusciamo ad avere un passo buono per il momento. Scusate. Dai cazzo. Anche questa curva presa non benissimo. Inizio di gara molto difficile per quanto abbiamo recuperato 3 posizioni. Anche questa presa non bene. Mamma mia, non c'è una curva che riusciamo a prendere bene. Hamilton è fuori! Hamilton è ancora fuori! Impressionante Gigi secondo ritiro stagionale, forse se non mi ricordo, ma comunque proprio nelle ultime gare. Hamilton è fuori, mi supera Button, ma attenzione, cioè Hamilton è quello più vicino, gli altri hanno svantaggi di 30 punti. Stiamo calmi raga, stiamo calmi. Ritiro ancora per Lewis Hamilton, siamo secondi. Ragazzi, qualcuno mi vuole bene, qualcuno mi vuole regalare il titolo. Adesso devo fare il mio compito, devo prendere punti, stare davanti a Button, e che se Rosberg è davanti non è un problema. No, non ho parole signori. Gigi ha parcheggiato, attenzione, guardatelo, è già ai box che praticamente dalla rabbia si è già trombato tutto lo staff della Mercedes, uomini e donne, senza esclusione di colpi. Cosa sta succedendo poi? Mamma che casino, mamma che casino. Hamilton è ancora fermo, Gigi è ancora fermo. E c'è bandiere verdi anche da un'altra parte. Sta succedendo il finimondo, signori. Non esce la safety car, ma Gigi è ai box. Guadagni una posizione. Yuhu!
E godo. Ragazzi, siamo già ai box perché le gomme erano finite, veramente gomme finite purtroppo. Allora, non voglio rischiare, voglio fare le strategie giuste, ero al 70%, se rischio una foratura adesso mi taglio il culo, cazzo. Io mi ricordo ancora la sconfitta di Interlagos, è l'ultima gara dell'anno scorso, mamma mia quante posizioni perse. Siamo i primi ai box, eh? No, anche qualcun altro è andato per fortuna. Adesso, attenzione, dobbiamo beccare traffico però. Ok, me li sono risuperati subito. Questo è molto buono. Adesso speriamo di aver fatto la scelta giusta. Mamma mia che dura, ragazzi, ma Hamilton è ancora fuori. Incredibile. Quello che dobbiamo fare è prendere punti e non perderne troppi da Button e Rosberg. Hamilton però con questi due ritiri si sta giocando il mondiale, signori, se lo sta pappando. Adesso devo far veloce perché veramente avevo le gomme al 70% in mezzo giro. È stata un'usura devastante. E allora subito i box, non si può rischiare adesso. Tanto il leader della corsa, Nicolino ai box. Nicolino ai box. E adesso vediamo quanto, se ho guadagnato qualcosa o se ho perso, sono proprio curioso. E mo vediamo. Attenzione, Rosberg sta per uscire. Non ho ben capito, sicuramente è uscito. Che casino, ragazzi, mamma mia. C'è un bordello, c'è. Prova un sorpasso impossibile, riesce al cume, signori. Sono gasato, ragazzi, sono gasato perché Hamilton è ancora fuori, è una bella botta, Lungo, calma, cume, calma. Che me li posso mangiare tutti questi, non ho capito dov'è Rosbiff. Che Ricciardo e Vettel, boh. Attenzione, attento Cume, però sto perdendo tempo. Sono più veloce di questi. Devo superarli, cazzo. Devo superarli il prima possibile. Dai Cume, veloce, Mi fa piacere, nessuno ha dato ai box comunque. Nessuno ai box. Mamma che casino, dobbiamo superarli questi, raga, bisogna superarli. Con le gomme medie, bravo Cume, altro sorpasso grandioso. Stiamo guidando bene adesso. Un altro sorpasso. Mamma mia, ragazzi. Sono esaltatissimo, Beppe. Adesso ci dobbiamo mangiare anche Chiat, perché in sta gara l'usura è veramente elevata. Altro sorpasso, mamma mia, al limite. No, andiamo lunghi purtroppo. Mai fatta. Vara ma Vara sto stronzo. Ma guarda che roba. E vaffanculo. Con le buone o con le cattive sono davanti. Attenzione, l'alettone è un po' andato. Questa non è una bella notizia, signori. L'alettone leggermente danneggiato. Porca troia. Safety car in pista, è uscito Kevin Magnussen. Rosberg ha dei problemi. Io non ho parole, ragazzi. Siamo quinti. Come sono messe le gomme? Sono già il qua. Cioè, le gomme sono al 42. Potrei anche
cambiare strategia e mettere a posto la lettone, perché la lettone comunque mi sta dando dei piccoli problemi. Non so cosa fare, 44% non è tanto. Però a sto punto riparala sì. Metto le medie, provo a cambiare strategia, ragazzi. Vai. Mettiamo le medie e sistemiamo la lettone, perché mi sta dando problemi. Ma come? Perché non me lo sistema? No, questa non l'ho capita però sinceramente. Vabbè. Si vede che secondo lui non va a cambiare niente. Vabbè, io sento in curva sinceramente una tenuta un attimino diversa, però vabbè. Speriamo bene. Comunque, in ogni caso volevo provare una strategia diversa. Proviamo le medie. Ma non capisco però, non capisco sinceramente il perché non mi era cambiato la lettone. Cambiamelo, cazzo, cioè... Beh, cioè, comunque la lettone, la parte sinistra della lettone anteriore è leggermente danneggiato, volevo sistemarlo. Vabbè, pazienza, vabbè, comunque voglio provare, ho fatto una sosta, diciamo, gratuita, perché sono decimo, ho perso pochissimo, ho messo le medie e vediamo. Cerchiamo di raggiungere qua questi stronzi e vediamo se il Cume comunque l'ha azzeccata. Io avrei messo comunque le medie, però avrei preferito anche avere la lettone a posto, onestamente. Adesso vediamo. Quindi ho fatto la seconda sosta e comunque ho perso poco. Qualcuno va ancora ai box, bene dai, non è un problema, va benissimo così. La safety car è pronta a rientrare, c'è molta tensione. Siamo ottavi, alla fine eravamo sesti, però con le gomme nuove. Cioè, ho fatto benissimo, ho fatto. Dai ragazzi. Vai. Attenzione. Ma che cazzo succede? Mamma mia, che gara. Bellissimo, come bravo. Mamma mia, cosa ho sorpassato, siamo terzi. Rosberg è secondo. Sport bandiere verdi a go-go, le verdi, colori Power Ranger, dai. Cerchiamo di stare concentrati. Dopo la lettone sinistra è un po' andato, ma se loro non l'hanno cambiato vuol dire che non ci sono cambi di prestazione, cioè non ci sono variazioni di prestazione, ecco. Invece è una monoposto che sta andando lentissima. Ma forse era la Williams, boh. Perché siamo terzi. Abbiamo fatto benissimo a fare il cambio gomme. Molto bene. Ottima strategia. Rosberg è solo una posizione davanti a me, secondo, ma noi siamo su zona podio. Hamilton fuori. In prima posizione c'è Palmer, signori, nella mia Renault. Attenzione a Perez che gioca in casa. Perez è pericoloso, eh? Buono. Ok, teniamo la posizione in maniera corretta e precisa, molto bene. Mamma mia che gara, fioi. L'importante è guadagnare sugli altri. Io voglio
L'obiettivo nostro è il podio, per prendere un podio con Hamilton fuori sarebbe fondamentale davanti a Button, e Rosberg, anche se sta davanti, guadagna pochissimo. Speriamo, ragazzi, siamo anche fortunati in questo momento della stagione, però stiamo buoni. Cioè, io mi ricordo ancora l'incidente di Spa che mi ha praticamente cancellato dal mondiale. Dai ragazzuoli, dai ragazzuoli, noi possiamo tutto. Ok, problemi per l'auto alle spalle, vabbè. Mi fa piacere. Dai che Palmer è nostro. Ciao Jolion. Adesso bisogna prendere Rosberg, ma è dura, stiamo girando benissimo, un ritmo gara meraviglioso. Fatto benissimo a fare la sosta ai box, ci ha veramente salvato il culo. Grande Kuma, grandi meccanici, molto bene. Mancano 12 giri alla fine. Se teniamo bene le gomme possiamo poi provare le super soft per gli ultimi giri, Come siamo? 57%. È più da soft che da super soft, sinceramente. Bisogna capire adesso quanto perdiamo e quando andare, che non voglio rischiare. Il secondo posto è fondamentale, il secondo posto che può valere veramente come una vittoria. Buono Palmer, la difficoltà probabilmente con le gomme si sono usurate tanto negli ultimi giri. Che bello il tracciato messicano a livello estetico, mi sta piacendo, comincia a piacermi tanto anche a livello di guida. Rosberg ai box, Rosbiff ai box. Rosbiff ai box. Ragazzi, sosta ai box, siamo primi, mettiamo le soft perché non possiamo mettere super soft e vediamo dove finiamo. Anche Palmer ai box. Dai veloci, siamo andati ai box 2 giri più tardi rispetto a Rosberg, quindi avremo le gomme più un attimino più nuove. Ok, ci supera adesso Rosbiff. Ok, quindi potenzialmente siamo secondi perché Massa sicuramente deve andare ai box. Quindi anche Massa e Rosberg primo e io secondo vanno bene di più, con Gigi fuori e Button dietro. Il mondiale è nelle nostre mani, ragazzi, Adesso speriamo bene qua intanto di non avere problemi, ma il mondiale è nelle nostre fottutissime mani e grandissima strategia adesso. Meno male che sono andate ai box, meno male veramente. I primi giri sempre con le gomme nuove sono un po' fatti a culo, il primo giro è sempre difficile con la gomma fredda. Rosberg chiaramente sta volando, non mi aspetto di superare Rosbiff che ha risistemato il problema a proposito, però arrivare secondo è il mio obiettivo e vale veramente come una vittoria. E ti pareva? Che palle. Vai, Massa ai box, guarda che sentiamo Massa ai box. Vogliamo Pippo ai box, guadagni una posizione. Ok. Ragazzi, grossi problemi con il motore. Alonso ci ha superato, ci ha sverniciato in un mezzo giro e ci vuole superare anche Button. Possiamo perdere il podio, raga, è incredibile. Sta gara è pazzesca. Dobbiamo mantenere almeno il terzo posto. Assolutamente, vuole stare davanti a Button. Alonso però ci ha veramente in mezzo giro superato, in un rettilineo neanche proprio un rettilineo, cioè nel senso un sorpasso dopo di merda. Non potevamo far nulla.
Adesso dobbiamo tenere il terzo posto, voglio il podio, cazzo, me lo merito. Rosberg va a vincere, guadagna più punti su di me perché chiaramente non sono secondo. Speriamo almeno terzo, però. Teniamo duro, raga, teniamo duro. Praticamente il punto dei sorpassi è passato, quello brutto brutto. Adesso rimane questo. Dopo ste curve. Occhio come, occhio, questa è la curva. Vince Rosberg. Attenzione, guardate le bandiere messicane che festeggiano Rosberg, anche se la bandiera potrebbe essere quella italiana, cioè. Attenzione, bandiera a scacchi, dai il podio, dai il podio, dai il podio. Yes! Sì, cazzo! Perdiamo il secondo posto, ma comunque guadagniamo punti ancora su Hamilton. E tanti. Vince Rosberg. E comunque anche lui è in corsa per il mondiale. Alonso secondo, noi terzi. Vediamo la classifica. Veneziano ha 18 punti di vantaggio su Hamilton, 29 su Rosberg, 34 su Button. Mamma mia, bravo Palmer. Ragazzi, è tutto nelle nostre mani. Costruttori siamo terzi. E niente, un saluto dal comandante veneziano, mondiale incredibile, più 18 su Gigi Hamilton. Ciao!